Buonasera e benvenuti a 7 Sere. Iniziamo questa nuova settimana con una puntata veramente ricchissima di argomenti. Allora, sono tornati a trovarci due ospiti per proseguire in una tematica che avevamo iniziato a raccontare. Parleremo di pedagogia e sport. Poi continueremo a scoprire qualche novità di questa 17ª edizione dell'Artigiano in Fiera e per concludere parleremo della nostra casa. Entreremo nel nostro nido con due vere esperte che ci faranno capire che la casa si può vivere in modo economico, ecosostenibile, ma anche veramente molto glam. E allora iniziamo subito questa puntata parlando di sport e sviluppo, quindi sport, sviluppo e pedagogia, insieme a Federico Fenzio, docente universitario di pedagogia e direttore di Cosmo. Bentornato Federico. Buonasera. E bentornato anche all'istruttore di arti marziali Palestra Castelletto Ticino, Stefano Stagni. Buonasera. Ben ritrovato. Allora, io direi con voi di riniziare da dove ci siamo lasciati. Abbiamo raccontato dell'importanza dello sport nella crescita, perché dà tanti valori aggiuntivi. Nello specifico abbiamo parlato di arti marziali, una disciplina che può dare alle persone, soprattutto ai bambini, la capacità di rendersi conto dove sono, gli dà un qui e ora, non solo fisico ma anche psichico, mentale. Sono tanti gli aiuti che può dare, ma noi ci siamo lasciati parlando anche del fatto che le arti marziali possono essere una piccola scuola di vita, possono insegnare a conoscere la propria forza, ma possono anche insegnare a tollerare l'ansia, la paura, la sconfitta. E allora da qui inizierei. Le arti marziali possono insegnare a conoscere i propri limiti, possono aiutare a dominarli anche, a dominare l'ansia che può venire. Certo, sta proprio in questo secondo me la magia delle arti marziali, proprio quello di riuscire a conoscere e a capire i propri limiti per poter sapere chi si è, ecco, e cercare di fare meno errori possibili, perché comunque una persona quando sa dei mezzi che ha a disposizione imparerà a non pretendere troppo, non pretendere altro, ma accontentarsi innanzitutto di quello che si è. Certo, quindi ci si conosce meglio, ci si valorizza per dove si può arrivare. Con lei Federico invece vorrei continuare un argomento che aveva proprio iniziato, ed era il fatto di tifare tante volte dandosi alla violenza, anche quando si segue uno sport. Allora abbiamo fatto nella scorsa puntata l'esempio di due genitori che arrivano addirittura alle mani perché tifano una squadra di calcio. Allora vediamo se abbiamo capito che la disciplina sportiva delle arti marziali può essere veramente utile da fare come insegnamento, ma quando si va a vederla, allora siamo meno spaventati dalla violenza, perché l'abbiamo detto, si sa che è una violenza che ha delle regole, per cui non andrà mai oltre. Ma cosa ci può insegnare vivendola da telespettatori? Può avere una valenza pedagogica anche in questo caso, o invece parliamo di cose veramente molto diverse? Un conto è fare queste discipline, un conto è vederle. Ma sicuramente il vederle appartiene, come dire, a mio parere ad un pubblico comunque di nicchia che è interessato all'arte marziale, al pugilato, perché nel suo tempo libero si interessa di queste discipline. Penso che l'ambito educativo sia proprio da ritrovare in chi pratica l'arte marziale, no? L'arte marziale, e qui io aggiungo anche il pugilato, perché per me è un'arte marziale occidentale, è sicuramente un modo per entrare in contatto con una dimensione spesso dimenticata, che comunque è quella del corpo, no? Il corpo che è spesso nella nostra società un po' plastificato, nel senso che senza screditare sport come il bodybuilding, alcune volte vediamo dei corpi che sono, come dire, un po' distorti, no? Raggiungono una distorsione che sembra quasi irreale, no? Ovviamente anche il bodybuilding può avere una valenza assolutamente educativa, perché anche in quel caso c'è un contatto con i propri limiti, eccetera. Però a mio parere, per esempio, ciò che c'è nell'arte marziale è l'incontro con l'altro, no? Il fatto che attraverso il gruppo si possano superare dei limiti. Vedendo un po' le immagini si vede che, diciamo, questi allenamenti sono piuttosto duri. Magari pensiamo anche a chi si approccia all'arte marziale avendo una certa età, e pensiamo quanto può essere soddisfacente per lui magari iniziare con molta fatica a fare un esercizio e poi scoprire che dopo un mese di allenamenti può essersi superato proprio raggiungendo degli sforzi anche notevoli. Insomma, questo credo che anche per una ragazza, per il genere femminile,
incontrare comunque aspetti maschili, incontrare dei codici che magari sono altro da sé può essere interessante. Può essere assolutamente utile, sì, è un qualcosa che è vero, alle ragazze non viene neanche quasi proposto, e invece sarebbe un modo per entrare in contatto con una parte che c'è dentro di noi, che è quella comunque aggressiva, che è quella allo stesso violenta, perché magari ovviamente si sente meno parlare di un'aggressione violenta da parte di donne, ma ci sono, e sono realtà di oggi, per cui anche qui torna a essere importante capirsi e capire fino a dove si può arrivare senza creare dei problemi. Allora, abbiamo visto un filmato interessante che tra poco chiederò di spiegare per cercare di capire che cos'è quello che vediamo, come muoverci, come muovere i primi passi nelle arti marziali. Prima però vorrei collegarmi a quello che avevamo raccontato. Avevamo parlato nella scorsa puntata di una figura di guida, che è un professionista della disciplina sportiva, che possa aiutare soprattutto i più piccoli nell'avvicinarsi alle arti marziali, quindi alla violenza nel modo giusto, una violenza con regole. Ecco, vediamo però cosa succede a livello di dinamiche di gruppo. Allora, uno sport che non si combatte in squadra, non si pratica in squadra di fatto, perché poi è uno scontro a 2, però si impara in molti, si possono creare dei veri e propri gruppi che, se non sono guidati da un maestro, da un istruttore, possono essere anche molto pericolosi. Perché? Quali sono le dinamiche che si creano? Cosa succede all'interno di un gruppo che fa arti marziali? Ma fondamentalmente all'interno di un gruppo almeno nel mio caso, vedendo i ragazzi che alleno, vedo che hanno tutti quanti un grandissimo senso di solidarietà tra di loro, quindi si allenano. Quando magari uno arriva una sera stanco piuttosto che un altro, comunque non è in forma o è abbattuto per qualsiasi motivo, vedi che appunto tra di loro esiste questa complicità, questa voglia appunto di migliorarsi sempre di più, di spronarsi tra di loro. Questa è un affiattamento, certo, che cambia anche l'apprendimento. Esatto, perché si cresce tutti insieme. Certo. Io sono il primo a dire che un istruttore è il primo ad apprendere dai propri allievi, perché conoscendo persone diverse, conoscendo storie diverse, conoscendo anche corpi diversi, perché comunque ognuno ha i suoi limiti, come dicevamo prima, io sono il primo a imparare da loro. I modi di reagire. Vediamo un pochino di immagini, giusto per capire, giusto un lasso, che cosa sono, cosa sta passando. Ecco, questo è il classico riscaldamento. Vabbè, abbiamo tagliato per motivi di tempo, sono tutti esercizi che servono per potenziare il cuore, per la resistenza. Qua vediamo degli addominali condizionati con dei pugni, quindi da rendere sempre il corpo in movimento ed efficace. Queste sono delle passate, delle ripetute al sacco. Andiamo a toccare un po' tutto quello che comprende il combattimento. Certo. Fino poi ad arrivare invece alla prova. Fino poi ad arrivare alla prova, comunque al risultato finale di quello che dovrebbe essere. Quindi lo scontro, scontro-incontro, insomma, Sì, con un'altra persona, lo vediamo ora. Allora adesso ci rimangono pochi istanti, cerchiamo di pensare ai progetti educativi che possono prendere vita da un binomio come questo, dalle arti marziali e dalla pedagogia. Pensiamo a come nei luoghi dove sia potenzialmente presente una dose di aggressività, come per esempio può accadere nelle scuole con gli adolescenti, quanto possa essere importante proporre delle progettualità dove attraverso una rielaborazione pedagogica di finalità, attraverso gli insegnanti, ma anche con la condivisione appunto con i genitori, coinvolgendo anche le famiglie, possa essere importante per il gruppo classe o per comunque un gruppo di adolescenti maschi, femmine, diciamo attivarsi per un laboratorio che per esempio possa avere come oggetto le arti marziali, cioè ovviamente come dire, non si parla di un corso che abbia meramente finalità sportive, essendo comunque la scuola un luogo dove poter rielaborare ciò che accade, quindi pensiamo come possa essere importante per un ragazzo rielaborare con gli insegnanti o comunque con esperti di pedagogia cosa ha provato nei momenti in cui si cimentava magari in un contatto con l'altro. Pensiamo anche a luoghi dove, per esempio, sto pensando alle carceri, dove anche in quel caso può essere importante per i detenuti avere una rielaborazione appunto delle dinamiche che le arti marziali possono offrire, una rielaborazione di natura educativa, ciò che
quel momento di contatto con l'altro ha generato sul proprio corpo. Certo, quindi una restituzione per una consapevolezza, per ritornare a capire che cosa si è, che cosa si attraversa, quali sono le nostre dinamiche mentali in un momento magari anche stressante. Questo è fondamentale, conoscerci prima di perderci poi in momenti in cui non siamo pienamente lucidi. 10 secondi per concludere. Abbiamo parlato di progetti educativi a scuola, ma progetti educativi anche quasi riabilitativi in carcere, quindi anche rivolti a persone adulte. Allora, le arti marziali possono essere scoperte anche più avanti nell'età? Certo, cioè non esiste età per apprendere, per migliorarsi sempre di più. Questo è quello che offrono le arti marziali. C'è sempre modo di continuare di conoscersi, di migliorarsi e di apprendere cose nuove, specialmente cose che fanno anche bene al corpo. Bene, questo è importante, esatto, al nostro corpo e alla nostra mente uniti. Benissimo. Esatto. Allora io vi ringrazio infinitamente, dottor Fenzio, e ringrazio anche l'istruttore Stagni per averci fatto scoprire questo interessantissimo mondo delle arti marziali unite alla nostra testa, quello che succede per crescere, per svilupparci bene. Tornate a raccontarci altro, con altri anche filmati magari di ragazzi che vi hanno sorpreso, così vediamo proprio dei casi pratici. Grazie infinite. Grazie anche a voi, adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate qui perché entriamo nella nostra casa e vediamo un sacco di consigli utili proprio qua dal nostro salotto, tra poco.